Vabbè ragazzi, voi non avete visto niente. Quindi 50. Ah, hai scelto quella blu. Ah, volete schifo, va bene. Va bene, ha cambiato skin ragazzi. Che? Aspetta veramente perché hai sbagliato skin. No, stiamo portando il tempo. Ah, ok. Ah, va bene ragazzi, erano arrivati super giù qui prima. Quindi danni in vantaggio in stock con 70... Oh, vabbè, 50% era, con ora 80 di dannometro. Comunque l'altro giorno mi è capitata sotto mano una matchup chart di Yoshi fatta da Yoshidora in persona. Per chi non lo sapesse, è un Yoshi giapponese, il migliore del mondo. C'è scritto nella sua tier list che questo matchup Yoshi lo vince di 0.5. Vabbè, io non discuto quello che dice Yoshida. Mi pare che fosse 0.5 questo in particolare, ma mi pare di sì. 0.5. Sto controllando subito ragazzi perché ce l'ho sul cellulare. E vi dico subito. In tutto questo anche la seconda stock di Alpha se n'è andata. Ottimo fair sul salto del Dani. Ok, ne provo un altro, ma era troppo basso in quel momento l'arco di Knight. Ok, riesce a tornare Alpha. Troppo c'è con quel nail, sapeva tutto. Dani lo manca con l'uovo, prova il landing a fair. Vabbè, hanno sbagliato tutte e due, però mi l'ha fatto recuperare lo stesso, quello di Alpha. Invece no. E quindi 1-0 per Dani. Update. Non ho visto che stage hanno scelto. No, scusate, Meta Knight Yoshi è più 1 su Meta Knight. E allora, hanno ricominciato. All'angolo in questo momento Alpha. Appera, ottima concatenazione di Apei. Comando stage, usa il salto per rientrare. Ok, rompe l'uovo con Backhair. Notare il gioco molto aereo di entrambi in questo momento, perché questo matchup è così, aereissimo. Aereissimo. Ok, non riesce a recuperare con la schivata Alpha. Nair lo segue, lo prende con questo becchiere abbastanza. E quindi prima stock per Dani. Che è tolta da Alpha da Dani. Finisce questa grab, questa dash grab con quell'up smash. Prova a partire la combo, ma riesce a uscire Alpha. Così non mi piace essere solo al casting però. Ok, prova a mettersi con neutral bill sul bordo per cercare di prendere i 2 frame. Ottimo rientro con quella fair. Non vuole proprio che entri più Dani. Sì, e intercenta c'era ancora l'armor, però era debole a quella percentuale con un F smash in pieno.
Perché infatti quella del salto di Yoshi, molti non la chiamano Super Armor, non la chiamano Light Armor o Heavy Armor, che si voglia. E non Super Armor per il semplice fatto che è abbastanza facile da rompere come armor. Cioè ce ne sono pochi, ovviamente, attacchi aerei che possono romperlo, però in questo caso che è stato un F-Smash era molto facile da rompere. Ottimo utilizzo della parte alta, delle hitbox alte del Fire. Ok, avevamo ancora il salto. E con questo neutral B noi è ancora vivo. Il salto c'è ancora, ma armor rotta da questo down air. Nuovo. E quindi 2-0 per Meta Knight, per MK Dani. No, la rotta è down air, perché la percentuale era... Cioè, consiglia che l'avessi dovuto mandare molto più in basso. Quindi è mandato così in basso a causa del salto. Sì, no, ci stava che la rompesse. Forse nei primi frame era più difficile da rompere, ma là... Ottimo, semi instant double jump. Attack però la sua combina, a questo punto è difficile uscire, però riesce a uscire Alpha. Riprende l'advantage Dani, e invece no. Tornano in situazioni neutral, cercano di approcciare entrambi. Tiro sulla... Ah! Tantissime cose. Tutti aerei con frame basse per colpire l'avversario. Tranne questo dash attack non è un aereo. Throw. Anticipa la rollata. Ottima giocata con l'uovo e il Fire. Ok, niente, salto Nair è abbastanza, anche senza rage, per uccidere. Ok. Non so se sempre, ma quasi sempre sicuramente manda in posizione totalmente orizzontale quel Nair, oltre ad avere comunque un buon knockback. Rischiosino questo rientro. Oh, ok, spero che l'abbia preso in realtà. Prova a fare la stessa cosa di prima. Ottimo parry, X-Smash. Riesce a shieldpoccarlo con tutti quei colpi col down air. A tilt in air. Che dice io qua voglio stare tranquillo, vattene fuori, ti metto il neutral B. Non riesce a prenderlo con la seconda hit dell'HB. Buon vantaggio in questo momento per Alpha. E stavolta lo prende con il down B, con l'hit. Non è ancora abbastanza, riesce a recuperare, situazione di neutral di nuovo. Ora stage advantage per Yoshi. Ovviamente dico le cose e siamo passati già alla fase successiva. Ok, riesce a aggrapparsi. Non arriva con il fade, invece Dani con l'F smash riesce a portare via la seconda stock d'Alpha. Prova a fare corsa up smash. Non è Fox. Una tilt a pair e Alpha si porta a casa il game 3.
quindi 2-1 per Dani in questo momento. Ah, in tutto questo... Ah, vabbè. Devo cambiare la skin perché ora è rosa. Quanto mi fa lavorare sto picciotto. Un tilt da un smash. Un air, prende un pochettino di percentuale danni. Via tilt, riesce a uscire con il salto. Entro. Non stare sulla piattaforma forse non è così safe contro Meta Knight, però non lo è in realtà per niente. Ok, ma io non capisco quando è che rimbalza, quando è che non rimbalza sta mossa. Impunibile. Ah, deve toccare terra per rimbalzare, mi dice Dani. Diventa impunibile. Ok, situazione di avvantaggio per Dani, riesce a atterrare in stage alfa. No, top da Keir. Riesce ad entrare. Riesce a recuperare col down B. Fair, schiva l'uovo. Azione tesissima in questo momento. Niente, un bel po' di pressione al ledge c'era. Tilt, riesce a uscire con un salto. Un tilt, questo è up smash. Riesce a portarsela a casa. Ancora tutto da vedere. Tilt, per mettere un nuovo a minacciare il terreno. Attack, fa una buona DI in questo momento. Alfa. Grab into grab, bellissimo ragazzi. Vedete, funziona. B questa volta porta via stock. Quindi potrebbe essere l'ultima stock del torneo per Alfa. Di nuovo per portarsi più di possibile la stock a casa. Nair non sapeva se punirlo. Up smash contro F smash, ha vinto il F smash partita prima. Tilt, non riesce a punire dentro a Dani. Porta fuori con Nails, situazione estesissima, 132 a 72. Un tilt. Da un throw, 150%. Era questa è tutta rage ragazzi. 112 per Alfa, non riesce a stare fuori dal tornado, però riesce ad arrivare al basso con la Fair. Prende questa stock, ora difficile come situazione sicuramente al 133% e questo Nair non è ancora abbastanza. Ah, sbagliato il dentro. E quindi Dani si porta a casa la top 6 vincendo questo game, questo match.